Si è capito subito dalle dichiarazioni durante la presentazione delle rispettive campagne elettorali. La sanità veneta sarà al centro del dibattito sino alle elezioni del 31 maggio. Da una parte la Moretti che accusa la giunta di una cattiva gestione e dice che il Veneto è crollato nella classifica della qualità per quanto riguarda la sanità. Dall'altra il governatore uscente Zaia che difende il proprio operato, elenca i numeri del comparto sanitario regionale e invita i detrattori ad andarsi a curare fuori dal Veneto. La diatriba politica coinvolge anche il Consiglio regionale e i rispettivi partiti. Intanto Zaia dovrebbe saperlo che oggi c'è una parte sempre più consistente di cittadini veneti che va altrove a curarsi e noi paghiamo, proprio perché non abbiamo avuto la capacità di ammodernare le nostre strutture, le strutture del Veneto. Sicuramente è una sanità di eccellenza, ma questo non è merito di Zaia, ma degli operatori sanitari, del personale infermieristico che fa funzionare in maniera eccelsa i nostri ospedali. Le liste d'attesa aveva promesso di eliminarle, sono più grandi. Abbiamo ancora 24 US quando potremo averne 7. Finché governiamo noi ne andranno pochi a curarsi fuori dal Veneto. Io temo che se andrà a governare qualcun altro probabilmente ci saranno molti veneti che magari preferiranno andare in Lombardia o in Emilia. No, credo che il Veneto sia un'eccellenza a livello non solo italiana ma anche europea e addirittura mondiale, dato che alcune nostre ASL hanno anche, e alcuni nostri ospedali, anche certificazioni internazionali.